Buongiorno cari amici e ben ritrovati nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo della 31esima lezione di Aerodesiesia Basic e vedremo come lanciare o fabbricare dei duplicati di alimenti tipo vitamine o alcune cellule di farmaci che potrebbero essere interessanti, o degli aiuti per poter ad esempio mangiare di meno o avere meno fame e meno appetito. Bene. Però prima di fare questo il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda, al canale YouTube chiaramente di Hildegarda e al canale YouTube di Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri bellissimi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera Hildegarda e Marietto Veneziano, coadiuvati da Midas, tengono un percorso esoterico gratuito. Bene, partiamo subito col quadrante radiostesico per la valutazione, che voi sapete lo potete scaricare gratuitamente nel sito alcapitano.intervista. Mettiamo qui il testimone, ad esempio noi vogliamo chiedere se sono degli esempi teorici, mi raccomando, prendeteli con le pinze e esercitatevi sempre. Mettiamo il testimone, che sapete che può essere una fotografia, un nome e cognome scritto su un pezzo di carta con la data di nascita o eventualmente qualcosa di biologico tipo un capello, un pezzo di unghia e quant'altro. Bene, prendiamo il nostro pendolino e facciamo subito la domanda se questa pillola su questo percorso radionico potrebbe essere per il caso nostro, potrebbe aiutarci. Noi in questo caso vorremmo duplicare e mandare a qualcuno distante un prodotto, un'aspirina, oppure un po' di melatonina, oppure una vitamina C o anche un farmaco, basta sapere il nome e magari avere anche la pillola, che sarebbe meglio ancora. E vedete che in questo momento il pendolino ci dice di sì, quindi siamo sulla strada giusta. Bene cari amici, andiamo avanti e adesso chiediamo subito al pendolino quanto tempo dovremo lasciare sul nostro decagono, triplo decagono, il nostro prodotto per essere vitalizzato. Quindi mettiamo qui sempre il testimone e chiediamo quante ore dobbiamo lasciare questo prodotto per Caio Sempronio, diciamo dei nomi a fantasia, e vedete che il pendolino ci dice 6 ore. Allora, per ad esempio, faccio un nome a fantasia, Giuseppe Merluzzo, per Giuseppe Merluzzo va benissimo questo trattamento di 6 ore. Bene, fatto questo, vi ricordo sempre che i quadranti radiostesici si possono scaricare liberamente nel sito alcapitano.intervista del vostro Marietto Veneziano. Fatto questo, togliamo e prendiamo il nostro decagono. Vedete, questo qui è un valorizzatore, quindi mettiamo dentro ad esempio la scritta con, ad esempio, se vogliamo duplicare la melatonina oppure come si suol dire, un qualsiasi tipo di farmaco, prendiamo un pezzettino di carta, lo mettiamo su e scriviamo ad esempio melatonina. L'ideale sarebbe anche in certo senso la dose, potremmo prendere altri circuiti, ma per questa lezione basic andiamo sul liscio. Facciamo così, vogliamo trasportare e duplicare la vitamina C, quindi mettiamo qui una pastiglia di vitamina C e scriviamo ad esempio su un foglietto vitamina C. Questo è un esempio, però potrebbe essere fatto anche con un farmaco, quindi mettete una pastiglia di vitamina C di 500 mg con su scritto su un foglietto pastiglia vitamina C 500 mg. Poi prendete il pendolino e lo vitalizzate. Fatto questo, quando il pendolino si ferma la sua corsa, vedete, adesso mi fermo, minimo 21 giri, ma in realtà dovrebbe andare per tutto il tempo. Qui è come se ci fosse dentro la pastiglia di vitamina C reale e un foglio di carta con scritto vitamina C che voi volete dare a una persona. Quindi ci fermiamo adesso, prendete la vostra macchina radionica che lavora con l'onde di forma e la mettete a vitalizzare per 6 ore, perché abbiamo visto prima che con il quadrante radiostesico per il tempo ci volevano minimo 6 ore. Fatto questo, la vostra pastiglia ve la togliete e usiamo un altro circuito che trovate sempre nel sito alcapitano.intervista.org. La losanghe, cosa fate? Mettete il pezzettino di carta e la foto a cui volete mandare mezzo grammo di vitamina C, oppure quel farmaco che voi precedentemente avete come si suol dire vitalizzato. Prendete il pendolino e chiaramente vitalizzate, le unite, le raggruppate.
Questo circuito si trova gratuitamente nel sito alcapitano.altevisto.org e lo potete scaricare negli ebook, ce ne sono parecchi, sono tutti gratis. Bene, fatto questo, lo lasciate anche questo per almeno 6 ore, così che alla persona venga lanciata a livello vibrazionale la melatonina. Quindi questo è quello che lancia le losanghe, questo circuito invece è quello che vitalizza. Tutto ciò che è dentro viene vitalizzato, quindi dovete mettere la pastiglia o un bicchiere d'acqua con su scritto la vitamina C, e poi questo per circuito per sapere il tempo, e questo sempre ogni volta per chiedere se va bene questa operazione radionica per voi o radiostesica. Bene cari amici, il vostro Marietto Veneziano ha finito qui, vi ringrazio di avermi seguito, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di De Gale, al canale YouTube di Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!